No, non se ne può assolutamente più. Allora, premesso che la mia opinione è viziata dal fatto che sono un indipendentista, quindi vedo il must del Veneto come prioritario. L'intervento lo faccio ben volentieri sul discorso soldi, per il semplice motivo che ci troviamo di fronte ad una situazione che ormai è cronica. La Regione si è vista costretta a chiedere, permettetemi la carità, all'Italia per vedere ristorati una serie di fondi per quanto riguarda i problemi che abbiamo avuto a livello non soltanto del bellunese ma in tutto il Veneto. Ad oggi sono stati stanziati, se non vado errato, 15 milioni da parte dello Stato, che sono un'inezia. Prima l'assessore stava dicendo che soltanto per il bellunese si parla di 50 milioni. È possibile che ce ne siano, sì, provinciali, scusa. È possibile che ce ne siano anche degli altri, però ricordiamoci una cosa. Ora, senza parlare di indipendenza, che è chiaramente un qualcosa che è lontana al divenire, parliamo di autonomia. Un anno fa, poco più di un anno fa, i veneti hanno votato con una percentuale del 98% il sì all'autonomia. Oggi di questa non se ne vede niente. Tra le altre cose, questa autonomia prevederebbe, in quelli che erano i principi di base, il mantenimento nella regione dei 9 decimi del residuo fiscale. Voi dovete sapere che come residuo fiscale il Veneto ha la bellezza di circa 20 miliardi, quindi è assurdo che ci ritroviamo ancora oggi a dover chiedere la carità ad un'Italia che fagocita tutto quello che è il nostro per rivedere qualcosa di nostro, per mettere a posto qualcosa di nostro. Non so se mi sono spiegato, cioè noi ci ritroviamo di fronte ad una situazione che è paradossale. Noi abbiamo i soldi in mano, abbiamo la possibilità di poter sistemare tutto e con i 20 miliardi di residuo fiscale non si mettono solo a posto le cose, ma si fa prevenzione, si gestisce il territorio in modo sano, corretto. I problemi di Enel di fare il buco sottoterra per mettere non ci sarebbero. Tutte queste cose con i soldi nostri si possono fare. Oggi la situazione invece è diversa. Quello che ho qui in mano, che vi faccio vedere, è un estratto del Sole 24 Ore, quindi la fonte è abbastanza certa, mettiamola così. E quello che ho in mano qui in questo momento è come verrà distribuito il reddito di nulla facenza. Allora, dato che siamo a Belluno, voglio ricordarvi un unico dato. Ci sono 110 province in Italia. La provincia di Belluno su 110 province sarà quella che beneficerà del reddito di cittadinanza, anzi di nulla facenza, per terzultima, perché solo il 3,3% degli abitanti della provincia di Belluno avrà eventualmente diritto a poter avere dei fondi a questo reddito. Se guardiamo a livello di percentuali, vi dico la prima provincia e in termini percentuali quanto avrà. Il 27,9% degli abitanti della provincia di Crotone potrà avere il reddito di cittadinanza. Qui, dove ci sono questi danni, ci sarà il 3,3, cioè 2.600 persone. Allora voi ditemi se è corretto, se è giusto, distribuire a pioggia un assistenzialismo di questo tipo quando in questa regione noi potremo tranquillamente, senza chiedere niente a nessuno, far fronte a qualsiasi problema e prevenire qualsiasi problema. Se questa è l'Italia e volete continuare a sostenere questo tipo di principio, sapete cosa dovete fare, continuate a votare quelli che volete votare sostanzialmente. Però c'è un quid che bisogna rilevare e qui faccio un po' di ironia. Il problema è dei veneti, il problema è nostro, il problema è solo esclusivamente nostro. Abbiamo dei pregi che sono incredibili. Noi, baretta fraccada, scarpe grosse, zo a lavorare. Qui dentro l'altro giorno è venuto, non so se era qui o dov'era, Di Maio, ed si è stupito perché i veneti c'erano tutti al lavoro. Ma siamo matti. Cioè, non è che noi siamo al lavoro, no, è normale. Siamo la regione col più alto tasso di solidarietà a livello nazionale. Per noi è normale mettersi in stivali e andare fuori a aiutare la gente. È normale. Ora, ribadisco, la colpa è nostra. Dobbiamo decidere di alzare la testa e non essere sempre asserviti al potere. Dobbiamo alzarci e incazzarci. Dobbiamo essere incazzati, non dire sempre soltanto sì. Ci hanno dipinto per anni, facendoci vedere signor sì, va bene, d'accordo, andiamo avanti, facciamo. Basta, è ora di dire basta. Però occorre che tutti quanti alzino, permettetemi il termine, il culo dalla sedia e si incazzino. Così si può risolvere il problema del Veneto, altrimenti rimarremo a chiedere l'elemosina allo Stato per riavere indietro i soldi nostri. Se è quello che volete, fate vobis. Ecco.
Beh, allora, innanzitutto vorrei ringraziare la trasmissione insieme delle persone, perché entrando nel territorio fa mantenere viva l'attenzione su certi argomenti. Purtroppo io mi occupo anche di marketing e comunicazione. Quando la televisione smette di parlare di certi argomenti, tutto cade e non si ricorda più niente. In realtà, come si diceva prima, c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di veramente tanti soldi per gestire questa emergenza. Dobbiamo tirarci sulle maniche, ma dobbiamo anche cercare di avere la solidarietà che comunque in ogni caso arriva. Ora vorrei segnalare, proprio per ricordare a tutti, grazie a questa trasmissione, che ci sono ancora opportunità per poter versare dei contributi a sostegno delle popolazioni che hanno avuto dei grandissimi problemi. Segnalo 3 situazioni in modo particolare, 2 sono istituzionali e si tratta potete andare nel sito della Regione, c'è il Fondo per la solidarietà per l'emergenza del Bellunese. Quindi a livello provinciale è stato costruito un fondo welfare per l'appunto per poter incamerare delle opportunità da parte dei volontari, e segnalo anche un comitato emergenza Belluno, che è un comitato spontaneo di cittadini che sta facendo un'operazione molto particolare, ovvero sia sta già facendo una raccolta fondi, e questi fondi verranno devoluti direttamente in mano alle persone che hanno bisogno, che saranno individuate tra quelle più bisognose. Ritengo sia importante e fondamentale non dimenticarsi di quello che è successo. Quindi trasmissioni come questa e chiunque ne parlerà sarà a pro di tutte queste popolazioni. Benissimo, grazie. Allora,